incontra il vertice tra due compagini che stanno vivendo un ottimo periodo di forma. Padroni di casa pronti a dare battaglia per continuare ad inseguire la tanto agognata salvezza tranquilla. Questo e molto altro è Serie D Girone. Ligorna-Ponsacco, benvenuti. Inizia subito forte il Ponsacco, palla a Mariani che tenta la prodezza e trova un gol spettacolare. Eurogol di Mariani e ospiti subito in avanti, è 0-1. 25esimo, palla a Valenti che va spalla contro spalla e viene anticipato da Cirelli. 35esimo, filtrante per Canessa che si invola ma Fenderico è attento e lo anticipa. 40esimo, punizione Ligorna, parte il tiro ma Cirelli è ancora insuperabile. 41esimo, calcio d'angolo, ancora Ponsacco in avanti, parte il pallone e Canessa stacca di nuca in sacca. Gol importantissimo e un poco sfortunato, trovato proprio allo scadere. Ora per il Ligorna è davvero durissima, 0-2. 60esimo, piove sul bagnato, Gianni sulla sinistra tenta un cross che si rivela un tiro insidioso e finisce in rete. Incredibile traiettoria della palla che beffa tutti e termina il suo percorso in gol. È 0-3. 70esimo, reazione Ligorna, palla Vassallo che si coordina, si gira e insacca. Grande gol di Vassallo che riaccende le speranze per i padroni di casa. È 1-3. 75esimo, ancora Ligorna, palla messa al centro da Zunino, ma Lici salva in scivolata. 83esimo, punizione Ligorna, la palla arriva in area, serie di rimpalli e viene respinta. Ligorna ancora sfortunato. Terminano così le speranze dei padroni di casa, la partita si chiude il sipario sull'1-3.